Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Oggi è la giornata del ricordo delle vittime di mafia. Nel pomeriggio Trapani ha abbracciato i familiari di molte delle 1101 vittime in attesa della giornata organizzata da Libera. In aumento l'uso di crack tra i giovanissimi, una dose costa meno di un panino, il dato emerge dalla visita della Commissione Antimafia a Messina. Catania, autista dell'AMTS aggredito a calci e pugni da un passeggero. Caltanissetta, giovane morto per pancreatite nel 2021, indagati per omicidio colposo 4 medici dell'ospedale Sant'Elia. Messina, l'ex ospedale Regina Margherita verrà riqualificato grazie a fondi della Regione per la realizzazione della cittadella della cultura. Lotta alla precarietà, sicurezza sul lavoro, l'abrogazione delle discipline sui licenziamenti, la CGIL fa tappa a Palermo per ricordare il referendum di giugno. Il calcio a Catania, tifosi galvanizzati dalla vittoria nel derby contro il Messina. Domenica al Massimino, atteso il pubblico delle grandi occasioni, procede a ritmo serrato la vendita dei biglietti. Bentrovati, vigilia particolare, quella di ieri a Trapani, che nel pomeriggio ha abbracciato i familiari di molte delle 1101 vittime della mafia, in attesa, come dicevamo, della giornata odierna, quella del ricordo delle vittime di mafia organizzata da Libera. Sentiamo Laura Spanò. Siamo arrivati all'ultimo passo di quei 100 che Libera ha preparato in questi mesi in vista della giornata di domani a Trapani, in cui si ricorderanno le 1105 vittime innocenti delle mafie, una serie di appuntamenti culminati oggi con l'arrivo dei familiari e il saluto del prefetto e del sindaco della città al cinema Ariston. E Libera ha un dono grandissimo, quello di avervi messo insieme, di fare rete, di arrivare sui territori, di coinvolgerli. Abbiamo vissuto sin dal 31 di ottobre, mi pare, con Don Ciotti questi 100 passi. Mi sembrava una giusta occasione venire a Trapani e sono qua perché quest'anno, forse per la prima volta, mi sento di uscire fuori e di gridare il nome di mio padre. Una giornata importante per Libera, che fa un compleanno importante, il fatto che sia a Trapani è un'emozione molto forte. Sono appena stata al cimitero con mia mamma per appunto raccontare a Mauro perché siamo qua oggi, insomma è bello. Ma il clou della vigilia, la veglia ecumenica e interreligiosa nella cattedrale San Lorenzo, con il vescovo di Trapani, anche i vescovi di Agrigento e Palermo e rappresentanti di buddisti, valdesi e musulmani. La lotta alla mafia non è soltanto il frutto di grandi conquiste, come devo dire, strategiche, politiche, economiche, eccetera, è anche soprattutto una conversione dei cuori, è soprattutto un lavoro in profondità. E noi ci auguriamo che questa cosa porti dei frutti importanti alla città, al territorio trapanese che ne ha tanto bisogno e perché no, che sia anche un segnale positivo, importante anche per tutta l'Italia. L'allarme sull'utilizzo di crack da parte di giovanissimi a Messina è lanciato dalla Commissione regionale antimafia in riva allo Stretto. Una dose di crack costa praticamente meno di un panino. Francesco Triolo. 2 anni fa una dose di crack costava 5 euro, oggi una dose di crack costa 2,50 euro. Un dato, un allarme che emerge dalla visita della Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici a Messina, in prefettura, dove è proseguito il lavoro di mappatura sullo stato della criminalità organizzata in Sicilia. Incontri con i vertici delle forze dell'ordine e con i sindaci dei 108 comuni, ed è emerso subito come la preoccupazione maggiore sia per l'aumento dell'utilizzo di droga, soprattutto crack, da parte di giovanissimi minori per i quali una dose di crack costa meno di un panino. Meno di un panino, non solo. Il rischio
rischio qual è? Che il crack non basta più una dose. Perché costa meno? Perché una dose si sballa, quindi dopo una dose ne serve la seconda, serve la terza, serve la quarta. Quindi se si riduce il costo del crack è più diffusa il numero di consumatori e che riguarda drammaticamente i ragazzi, i minori. L'aumento del traffico di droga porta al riciclaggio, soprattutto nel settore delle scommesse, ma anche nel circuito economico tradizionale, ha detto Cracolici, che poi ha evidenziato come in provincia di Messina circolino tantissime armi, segno di una mafia armata, ma che sceglie di essere sommersa. E la preoccupazione è che questa dimensione armata dell'organizzazione mafiosa può determinare una fase nella quale prima o poi quelle armi potrebbero essere utilizzate. Ed è morto all'ospedale Villa Sofia Rosolino Costa, 81 anni, investito da un'auto mentre era a piedi a Termini Imerese, in provincia di Palermo, nei pressi del Ponte San Leonardo. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale per eseguire i rilievi. A Palermo controlli e perquisizioni dopo i ferimenti, gli incendi, i colpi di fucile contro abitazione saracinesca. I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato 2 giovani di 20 e 29 anni accusati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e di resistenza pubblico ufficiale. Nel box del 29enne che ha aggredito con calci e pugni militari sono stati rinvenuti e sequestrati 1,3 kg di cocaina, 2 panetti di hashish, 28.000 euro in contanti e 12 proiettili calibro 7,65. Sono inoltre state denunciate, pensate, 87 persone per furto di energia elettrica e occupazione abusiva di alloggi popolari. Polizia e carabinieri di Sant'Agata di Militello hanno posto ai domiciliari 3 persone di 20, 36 e 21 anni. Il ventenne è accusato di reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico. Oltre al furto di un ciclomotore insieme ad altre 2 persone, il ragazzo, in occasione dell'arresto in flagranza appena eseguito del fratello, che era stato colto in possesso di cocaina ed hashish, si è recato nella sede del commissariato di pubblica sicurezza di Sant'Agata di Militello e non ha esitato a colpire più volte il portone di ingresso. Ha cercato di sfondarlo, ha sferrato calci e pugni e ha minacciato gli agenti, gli operatori che erano all'interno. Pesanti minacce di morte appunto nei loro confronti. Un mese dopo lo stesso ventenne, per vendicare l'affronto di avergli negato l'ingresso, ha deciso di cospargere con del liquido infiammabile la porta d'ingresso di un locale al piano terra di un edificio. Il ragazzo è accusato di estorsione continuata e aggravata. A Catania, ennesima aggressione al personale AMTS, un autista è stato preso a calci, pugni e colpito alla testa con uno zaino. Sentiamo Tonino De Mana. È stato spintonato, preso a calci e pugni ed infine colpito alla testa con uno zaino. Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un autista della MTS, finito in ospedale per una vile aggressione avvenuta al capolinea dei 2 obelischi. La vittima, trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, ha riportato una ferita alla testa per la quale sono stati necessari 3 punti di sutura. Un pestaggio in piena regola da parte di un passeggero che ripropone il problema della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Sono tante le aggressioni che ricevono periodicamente sia i conducenti sia gli operatori della stessa azienda pubblica locale del Comune di Catania. Abbiamo sollevato al sindaco di Catania con un problema di sicurezza su tutto il territorio catanese e in particolar modo per questa azienda. E preoccupa la situazione a Librino. Rinnoviamo l'appello a tutte le istituzioni, al prefetto, al sindaco di Catania affinché si possano prendere i provvedimenti per mettere quantomeno in sicurezza questi lavoratori. Dopo le dimissioni dal Policlinico, ancora dolorante e comprensibilmente sotto shock, il conducente della MTS si è recato in caserma per sporgere denuncia. 2 ispezioni, 2 inchieste, provvedimenti del governo in arrivo sulla vicenda dei ritardi nei referti all'ASP di Trapani. Eppure il manager Croce resiste al suo posto. Intanto sono 206 pazienti oncologici che hanno saputo con grande ritardo di essere malati. Lorena Dolci.
Lo scandalo dei referti in ritardo adesso è sul tavolo del ministro della Salute Schillaci, che si dice pronto a prendere provvedimenti. I suoi ispettori, accompagnati dai carabinieri dei NAS, sono già ripartiti con borse cariche di documenti. Fra questi anche la memoria di 9 pagine in cui il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, ripercorre la vicenda che ha portato alla luce oltre 3.000 referti istologici rimasti senza diagnosi, di cui 206 risultati positivi. 206 persone, cioè, che hanno scoperto con grave ritardo di avere un tumore. È il dato ufficiale emerso dal report della task force della regione. Croce resiste e non ci sta. Il passaggio più delicato della sua autodifesa è quello in cui tira in causa il governo regionale. C'è una PEC del luglio scorso in cui mette al corrente l'assessorato dell'enorme mole di arretrati, senza averne risposta. L'attuale manager, da giorni sotto pressione per lasciare l'incarico, non ci sta ad essere il capro espiatorio, ricordando tutti i tentativi di sopperire alla carenza cronica di anatomopatologi, i medici che analizzano i vetrini di campioni di tessuto. Solo 3 medici in servizio sui 9 previsti in pianta organica. Ma nell'appello ad altre aziende regionali per la stipula di convenzioni, nella richiesta di esternalizzare il servizio ottengono il risultato sperato. Così si arriva a ritardi di 8 e persino 9 mesi, con le diagnosi consegnate a pazienti già morti. Sul dirigente pende ormai l'ultimatum di Schifani: dimissioni subito o sospensione di 60 giorni da parte della regione. Uno scontro che è anche politico e vede il braccio di ferro tra i rispettivi partiti di riferimento, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La partita sull'ASP di Trapani, insomma, si gioca su più livelli. Il Tribunale di Caltanissetta ha ordinato l'imputazione coatta per 4 medici indagati per omicidio colposo in merito alla morte di un 26enne deceduto nel 2021 per una pancreatite al pronto soccorso dell'ospedale. Sentiamo Rita Cinardi. Era giunto in pronto soccorso per una pancreatite per poi morire nelle ore successive. Da allora i genitori di Mirko Mattina, un giovane pizzaiolo nisseno di 26 anni, hanno portato avanti una battaglia legale per capire se ci fossero state o meno colpe da parte dei medici, cosa che aveva fatto scattare una denuncia e la successiva archiviazione. Adesso però il GIP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha disposto l'imputazione coatta per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia indagati per il decesso del giovane avvenuto il 27 dicembre del 2021. A seguito della denuncia sporta dal padre del giovane, il PM aveva iscritto nel registro degli indagati 9 persone, tra personale medico e paramedico, disponendo l'autopsia. Espletati gli accertamenti tecnici ripetibili, era stato disposto l'incidente probatorio con la nomina di un collegio peritale utile ad accertare le cause del decesso e le eventuali negligenze da parte degli indagati. Dopo il deposito delle perizie, il PM aveva formulato la richiesta di archiviazione, richiesta alla quale i genitori di Mirko si erano fermamente opposti. Le argomentazioni mosse dai legali della famiglia sono state pienamente condivise dal GIP Salvucci, il quale ha ordinato al PM l'imputazione coatta per 4 medici per i reati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo. Secondo quanto emerso in fase di indagini preliminari, si ravviserebbero nel loro operato il carente erroneo approccio diagnostico e soprattutto terapeutico, quest'ultimo pure colposamente tardivo. Sempre il GIP David Salvucci ha archiviato le posizioni di 4 medici e un infermiere, non ravvisando nei loro confronti alcun profilo di colpevolezza. Andiamo a Messina. L'ex ospedale Regina Margherita verrà riqualificato grazie a fondi della Regione per la realizzazione della cittadella della cultura. Ecco le condizioni attuali della struttura. Francesco Triolo. Per tutti i messinesi quello spazio, quegli edifici rappresentano l'esempio dell'abbandono in città. L'ex ospedale Regina Margherita, un tempo punto di riferimento per la zona nord, versa in uno stato di degrado assoluto. Basta provare ad entrarci dentro per rendersene conto. Vandalizzato in tutto e per tutto, diventato negli anni rifugio per senza tetto, vagabondi, drogati o prostitute. Adesso finalmente quei padiglioni abbandonati proprio accanto al museo a Cascina sembrano destinati ad essere recuperati con un progetto ben specifico, quello della realizzazione della cittadella della cultura. La Giunta regionale infatti ha approvato la rimodulazione delle risorse destinate al recupero edilizio di alcuni padiglioni, passaggio fondamentale per la conclusione dell'iter dopo anni. Degli oltre 24 milioni di euro complessivi previsti per il restauro dell'intero complesso, circa 6 milioni saranno destinati all'acquisto da parte della regione siciliana della Casa Istituto Nostra Signora, attuale sede della Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina. L'operazione così consentirà di destinare il padiglione 3, inizialmente previsto come sede della Soprintendenza,
agli uffici amministrativi regionali, garantendo un significativo risparmio economico. Con questa razionalizzazione si eviterà di ricorrere a numerosi immobili in locazione. Le risorse aggiuntive saranno destinate al restauro del padiglione 10 che ospiterà la Biblioteca regionale universitaria e al recupero dei padiglioni 1 e 2 che accoglieranno rispettivamente il Museo archeologico e il Museo del terremoto. Passata da Palermo la campagna del segretario generale della CGIL Landini per il referendum dell'8 e 9 giugno promosso dal sindacato. Nell'assemblea con i delegati di Filea CGIL anche il tema della sicurezza sul lavoro. Lorena Dolci. Combattere la precarietà vuol dire basta all'uso sfrenato e senza vincoli dei contratti a termine. Il nostro referendum riporta il contratto a termine alla sua funzione, a dire che la forma normale di assunzione non è il termine, ma è quello a tempo indeterminato. Lotta alla precarietà, sicurezza sul lavoro, l'abrogazione della disciplina sui licenziamenti, la responsabilità negli appalti. La CGIL fa tappa a Palermo per ricordare a lavoratrici e lavoratori i quesiti del referendum che si voterà l'8 e 9 giugno. Un voto, ricorda Landini, che permetterà di cancellare leggi sbagliate, ma anche una battaglia di democrazia, come la richiesta di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza per chiedere la cittadinanza italiana. Noi abbiamo milioni di persone che lavorano qui, che sono residenti qui, che pagano le tasse qui, che però non hanno la cittadinanza. Se noi raggiungiamo il quorum, dal giorno dopo 2 milioni e mezzo di persone, che è già più di 5 anni che sono qui, hanno il diritto alla cittadinanza. E poi il tema della sicurezza sul lavoro, a cui sarà dedicata anche la giornata del 1° maggio. Solo negli ultimi giorni in Sicilia ci sono state 5 vittime. Quello che voglio dire a tutti i cittadini e le cittadine è che questo referendum non è un voto per questo o quel partito. Questo è un voto per estendere i diritti a tutti quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. E siamo alla seconda parte. Con la primavera torna un nemico quasi invisibile, la processionaria. L'abbiamo trovata nel disastrato Parco Gandhi a Catania. Tonino De Mana. Con l'approssimarsi della primavera, oltre alle fastidiose allergie, torna un nemico quasi visibile ma estremamente pericoloso, la processionaria del pino. Si tratta di bruchi con peli urticanti che, oltre ad essere tossici, possono causare gravi problemi all'uomo e agli animali, in primis al cane. A Catania, dove la cura del verde non è certo impeccabile, la processionaria è ben visibile e rappresenta un serio pericolo. Siamo al Parco Gandhi, qui bisogna fare doppia attenzione perché alcuni grossi alberi rischiano di precipitare al suolo. Per non parlare dei rami potati ed abbandonati per terra, che però non stupiscono chi giornalmente frequenta il parco. Soprattutto la parte inferiore si trovano appunto questi rami che sono anni che sono stati potati ma non sono mai stati ritirati dalla... Si chiede mai il perché vengono potati e poi vengono lasciati lì? Guardi, non saprei dirglielo. Tornando alla processionaria, l'allarme arriva da Margherita Ferrante, direttore medico al Policlinico di Catania. Negli esseri umani provocare prurito, arrossamento, dermatiti, problemi respiratori, congiuntiviti, se i peli per esempio appunto finiscono negli occhi o attraverso lo sfregamento con le mani oppure attraverso l'aria, perché peli possono distribuirsi, volare attraverso l'aria. Il periodo più rischioso è tra febbraio e maggio, quando le larve scendono dagli alberi per interrarsi. Considerato che alcuni nidi si trovano sopra un parco giochi, sarebbe opportuno un intervento immediato. A Taormina si lavora alla 71esima edizione del Festival del Cinema, che quest'anno si svolgerà dal 10 al 14 giugno, alla cui direzione artistica torna dopo 8 anni Tiziana Rocca. Eva Spampinato l'ha intervistata per noi. Fortemente motivata e pronta a riportare il Festival di Taormina ai fasti del glamour internazionale. Tiziana Rocca, la signora dei grandi eventi e delle pubbliche relazioni, torna dopo 8 anni alla direzione artistica del Festival del Cinema per l'edizione numero 71, in scena dal 10 al 14 giugno, e lo fa con l'inclinazione che la contraddistingue. Uno spirito e un'energia comunque battagliera di ricostruire un festival
all'altezza di quello che merita Taormina. L'abbiamo incontrata in anteprima a Taormina perché la sua visione organizzativa sugli eventi la porta a soffermarsi su tutti i dettagli. Farò un festival nazionale popolare, come è giusto che Taormina abbia, ma con un occhio ai contenuti importanti, perché quest'anno abbiamo rimesso il concorso, ci sarà quindi una giuria veramente di altissimo livello che selezionerà all'interno del concorso, diciamo, il film vincitore, la miglior attrice e il miglior attore protagonista. Il manifesto di quest'anno è un omaggio ai 25 anni del film Malena, la pellicola di Giuseppe Tornatore che già era stato proprio al fianco della Rocca sul palco del Teatro Antico. I protagonisti, Tornatore e Monica Bellucci, saranno presenti a Taormina? Ma sai, oggi non posso anticipare nulla, però cercheremo di anticipare man mano le notizie, anche per dare la possibilità alle persone di organizzarsi, di venire e di partecipare quest'anno al festival. Il festival si articolerà in 3 sezioni: il concorso internazionale lungometraggi, i fuori concorso e gli eventi speciali al Teatro Antico. Con un occhio anche di riguardo ai film sul territorio siciliano, perché è importante. Obiettivo: riportare i giovani al festival e riempire il teatro ogni sera. Ripristineremo assolutamente il campus dei giovani, che è molto importante. Io voglio anche ringraziare l'assessore Elvira Mata per la fiducia e la direzione del festival di quest'anno, e anche il direttore artistico del Taormina Arte, Gianna Fratta. Tante donne che collaborano e tante donne per fare grande Taormina e comunque portare il nome di Taormina nel mondo. Ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio. Siamo al calcio, sale l'entusiasmo in casa Catania in vista della partita di domenica contro il Crotone. La prevendita continua ad andare molto bene e il successo di Messina, evidente, ha galvanizzato l'ambiente, il servizio. Assaporare il gusto dell'attesa. Da oggi si entra nel vivo del pre-partita di Catania-Crotone, che domenica all'ora di pranzo al Massimino daranno vita ad un match playoff in piena regola. Due squadre che stanno attraversando uno dei momenti migliori della stagione. I calabresi hanno appena battuto la capolista Cerignola, riaprendo il discorso terzo posto. Ma se i rossoblù hanno fatto bene in casa, 4 vittorie consecutive. Nelle ultime 3, lontano dall'uscita, la squadra di Longo ne ha perse 2 e pareggiato l'ultima a Benevento. I rossazzurri invece, forti di 6 risultati utili consecutivi, hanno riacceso l'entusiasmo e adesso puntano proprio il 4° posto del Crotone, che in caso di vittoria potrebbe accorciarsi ad una sola lunghezza. E proprio il pubblico sta rispondendo, 1 migliaio già i biglietti staccati in vista della gara contro il Crotone, e ancora mancano 3 giorni. Sul fronte squadra toscano può sorridere, anche il derby di Messina ha confermato che può contare su più uomini a disposizione senza neanche la necessità di dover adattarne alcuni nei ruoli. Lunetta, match winner al Franco Scoglio, si conferma ad esempio un jolly prezioso, può giocare da trequartista ma anche alternarsi sulla corsia esterna con Anastasio. Ecco il dubbio maggiore probabilmente in vista della gara di domenica, anche perché Dal Monte ha confermato di essere ormai disponibile e pronto. Con questo servizio si chiude Sicilia 24 per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.